Un filo rosso di sangue legherebbe l'uccisione, avvenuta l'altro giorno a Desio, in Lombardia, di Franca Loiacono, 61 anni, madre di 4 figli, e quella di Paolo Vivacqua, ammazzato il 14 novembre del 2011, sempre a Desio. A legare le due vittime il paese di origine, Ravanusa, e la parentela. Franca Loiacono, infatti, era la consuocera di Paolo Vivacqua, il cui figlio Antonio, arrestato un mese fa nell'ambito di un'indagine denominata Metalli Preziosi, è sposato con Valentina, figlia della donna. E la sera del delitto Franca Loiacono era uscita dalla casa della figlia per recarsi nella sua abitazione. Ha parcheggiato l'auto in garage sotto la palazzina di 3 piani in cui viveva in via dei Mariani 4 ed è stata aggredita. L'assassino ha probabilmente prima tentato di spararle, ma l'arma gli si è inceppata e allora ha provveduto con un coltello. I carabinieri della compagnia di Desio infatti hanno trovato una pistola a calibro 7,65 sotto il corpo della donna sul sedile e 2 proiettili inesplosi a terra di fianco alla portiera. E il cadavere presenta, oltre ai tagli alla gola, anche una ferita alla mano causata probabilmente da un disperato tentativo di difesa dalla lama che l'ha uccisa. Franca Loiacono, quando è stata soccorsa dopo che alcuni condomini avevano sentito le sue grida, respirava ancora, ma è morta pochi istanti dopo essere stata estratta dalla vettura. E oggi si registra una svolta con l'arresto di 3 uomini ritenuti gli assassini della donna. Uno dei 3 è originario di Canicattì e frequenta stabilmente Ravanusa, città di origine del consuocero della vittima, Paolo Vivacqua, che manteneva con la città un legame diretto, nonostante la fortuna che aveva fatto in Brianza, nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali, prima di essere ucciso in un'esecuzione lo scorso 14 novembre. Probabilmente quindi è stato il rapinatore di Ravanusa ad avere una soffiata sulla possibile presenza di soldi al seguito della donna, somma di cui però al momento i carabinieri non hanno trovato traccia. L'omicidio sarebbe da ricondurre alla criminalità comune.